Eccoci con Marco Fabbro, il capitano del Portogruaro. Oggi è una partita un po' sfortunata, due legni che ci hanno detto per due volte no, però il Portogruaro non ha niente da recriminare, è stato sul campo all'altezza degli avversari, loro sono i primi della classe e l'hanno dimostrato, però noi qualcosa da recriminare, anche un rigore su di te qualcuno ha visto. Tu come l'hai vista la partita, come l'hai vissuta? È peccato perché oggi secondo me comunque abbiamo fatto una grande partita, adesso non bisogna fare un dramma per una sconfitta, ci sta. Peccato perché come dicevi te abbiamo avuto diverse occasioni, tra cui la traversa, ho risolto sbagliato io stesso, e l'occasione nel finale di Bottan, però niente, dai, andiamo avanti, è una partita importante ma non decisiva. Sì, questa forse ci rafforza perché hanno mostrato comunque un Portogruaro in palla, non siamo calati nel secondo tempo, abbiamo cercato di pareggiare fino a che poi il secondo gol in chiusura insomma ci ha tagliato le gambe, però anche lo spirito di spogliatoi penso che non c'era da demoralizzarsi più di tanto, insomma, al di là della sconfitta avete fatto la vostra partita. No, ripeto, noi abbiamo fatto una grande partita secondo me, poi se dopo un minuto la traversa entra in vantaggio, fai un altro tipo di partita. Si sa che il calcio è fatto di episodi e ci alleniamo, andiamo avanti. Hai detto bene, siamo stati forse condannati da quell'episodio verso la fine del primo tempo, un bel tiro azzeccato, e domenica si ricomincia. Voi comunque, tra di voi, quali traguardi vi siete posti, visto il posto in classifica, e comunque siamo terzi in gol, cioè non siamo andati giù molto. Guardiamo domenica dopo domenica, abbiamo visto che facendo così comunque siamo terzi, se non sbaglio. Sì, terzi. E niente, domenica Vazzola e poi di volta in volta guarderemo la domenica successiva. Allora io volevo chiudere dicendo che comunque vi ho visti a fine partita andare a salutare i tifosi in curva e c'era la gente che vi applaudiva, insomma questo fa bene allo sport. Penso fosse doveroso perché un pubblico così, una curva così non ce l'ha nessuno, e ci hanno incitato l'anno scorso quando stavamo perdendo, quest'anno quando stavamo vincendo, oggi che abbiamo perso, per cui mi sembrava il minimo. Bene così, grazie.